Telecamere di Verde a Nord-Est a Grapperie Aperte edizione 2015, sono in compagnia di Roberto Castagneri, che saluto, mastro distillatore. Allora, intanto abbiamo visto tanta gente per questa edizione di Grapperie Aperte, c'è tanta voglia di imparare e di conoscere questo mondo che ci riserva sempre tante sorprese anche a noi operatori dell'informazione che ci siamo a contatto quasi tutti i giorni. Direi di sì, è una vera festa non solo della grappa ma dell'italianità, del Made in Italy, della voglia anche di tirar fuori l'orgoglio italiano che c'è. Stamattina avevamo la banda di San Donà con Francesco Grollo che ha cantato l'inno italiano. Io credo che bisogna ripartire da queste cose, da un Made in Italy che c'è, da un orgoglio italiano che c'è, dai prodotti della tradizione innovati. Quindi io credo che sia, la gente, avete visto oggi è capitata, abbiamo avuto più di 1000 persone, curiosi di conoscere la grappa, ma curiosi anche di vedere che opportunità offre la grappa per i propri figli. Ecco, io credo che questa idea di ottimismo, la grappa è anche un posto di lavoro, soprattutto per i giovani. Allora, abbiamo detto che è un prodotto di qualità e quello di Castagneri è anche un prodotto di qualità vincente, perché alle nostre spalle c'è un premio, vero Roberto? Certo, io credo che come sempre l'eccellenza deve essere anche premiata, noi ce la mettiamo tutta, abbiamo vinto l'Oscar della grappa 2014 e anche con la 15 anni nel 2015. È qualcosa che ha inorgoglito non solo me, chiaramente come titolare, ma tutti i miei collaboratori e anche tutti i nostri clienti, soprattutto anche gli stranieri che oggi stanno scoprendo la grappa come un vero orgoglio italiano. Quindi io dico viva la grappa e viva tutte le persone che lavorano con impegno e dedizione per risollevare in Italia. Stiamo uscendo dalla crisi grazie proprio a tutte quelle persone nel campo del vino, nel campo del food e in tutti gli altri campi che ogni giorno ce la mettono tutta. E dalla grappa si può ottenere anche un messaggio, qualcosa di solidarietà, diciamo era un po' il leitmotiv di questa grande festa di Grapperie Aperte. Io credo che la grappa è un'impresa come tutte le altre, noi lavoriamo tutti i giorni per creare posti di lavoro e creare benessere, perché lo scopo di un imprenditore è creare valore aggiunto, creare reddito e a sua volta di condividerlo con i propri collaboratori e con soprattutto i giovani. Ecco, lo sforzo, io dico che noi imprenditori stiamo facendo soprattutto nell'ultimo anno, visto che anche le banche hanno mollato la presa e quindi hanno cominciato a rifinanziare le aziende, di trovare quel coraggio, veramente serve coraggio per reinvestire e creare posti di lavoro per le nuove generazioni. Quest'anno, come gli ultimi 3 anni, tutto il ricavato di questa manifestazione andrà agli asili, 6 asili del territorio che hanno difficoltà a far pagare alle persone in difficoltà la retta oppure a cambiare certe attrezzature. Quindi io credo ben venga anche questa idea che siamo in rete, che tutti facciamo parte di questa società e che chi ha la fortuna di avere un lavoro è giusto che contribuisca al benessere di tutti. Allora, grazie a Roberto Castagneri per la splendida accoglienza, per questa edizione di Grapperie 2015 è tutto, rimanete con noi perché naturalmente Verde a Nord-Est continua. Grazie a voi.